Dopo la tragedia di domenica scorsa, con il tragico schianto in Feltrina a Onigo costato la vita a una coppia di settantenni di Vittorio Veneto, Pederobba conta un'altra vittima della strada. All'incrocio tra la provinciale e via Valcavasia, al confine con Cavaso del Tomba, dove aveva già trovato la morte nell'aprile del 2016 il comandante della stazione dei Carabinieri Mariano Stefani, investito mentre faceva jogging. Stamattina alle 7:10 un agente di commercio del posto, il 48enne Renato De Franceschi, si è scontrato in sella al suo scooter con una Mercedes condotta da un coetaneo, morendo praticamente sul colpo. Ciò che è successo mi ha sconvolto profondamente perché abbiamo la stessa età, abbiamo frequentato le scuole medie assieme e di conseguenza mi ha colpito profondamente. Brava persona, solare, voluta bene da tutti, che quando il lavoro lo consentiva frequentava anche la banda musicale del nostro comune. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Stradale e su eventuali responsabilità indagherà la Procura della Repubblica. Resta l'estrema pericolosità di quell'incrocio su cui tra poche settimane partirà un cantiere di messa in sicurezza. È l'ennesima tragedia sul contratto stradale e che abbiamo deciso di intervenire di tasca nostra e con un contributo regionale, ma i lavori inizieranno il 15 dicembre, per cui la tragedia purtroppo è avvenuta e speriamo non ne accadano più.